Dai amici bellini, dai, adesso basta tutte le polemiche. Il campo, la formazione l'abbiamo presa 11 su 11, era quella più logica conoscendo Mazzarri. Dai, è la palla di Mario Rui, vai Simeone. Ale ale, ale ale, Napoli, ale, questo è più bello. Vedi che poi Simeone, bravo. Mamma mia, che palla a Kvara. Vai Di Lorenzo. Bravo Kvara. Oh, rigore. Attenzione. Attenzione. Mamma mia. Mamma mia, proprio la forbice sulla gamba. Ah, niente? Vabbè. Bravo Anghissà. Bravo Lobo. Kvara! Mamma mia! Bravo Kvara. Bellissimo. Vai Anghissà. Dilo, tira in porta. Di Lorenzo, tira in porta. No, Lazovic no, Bravo Juan Jesus, bravissimo. Signori, Di Lorenzo non tira, allora non è un fatto di Zielinski col contratto che non tira, è proprio non tiriamo, non vogliamo tirare. Simeo, bravo. Madonna mia. Chi ha tirato? Kvara un'altra volta, bravo, come l'ha tenuto a bassa. Di Lore, non ti addormentare. Signori, al 20° io vi posso dire buon Napoli che controlla bene. Manca solo un po' di qualità, diciamo, nella zona di Cajuste, per capirci, no? Per un passaggio un po' più pulito. Ecco, questo che sta mancando. Poi, bene. Poi, Cajuste, dai, recupera. Anch'issa ci hai fatto tunnel all'Oppot. Madonna mia. Ecco chi mi ricorda l'arbitro, dovete scrivermi nei commenti il nome perché non mi ricordo il nome. Quell'imitatore che fa Piccinini e lo fa pure bene. Pericolo, quell'imitatore che... come si chiama? L'ho trovato il nome, scrivetelo sotto nei commenti e tale qua. Mario Ru, va bene che Mazzara ha detto di tirare da fuori aria, ma da dietro al centrocampo, dai, non esageriamo. Qui sta la per no. Ale, Napoli, ale. Kvara adesso fa bene a puntare perché Coppolo è ammonito, è proprio il suo avversario, quindi occhio. Foroluncio di tacco, no, Dai Kvara, inventatelo tu. Mamma mia, stava solissimo Foroluncio. Aiuto Vlahovic. Ma volete vedere anche voi 4-2-3-1 per cambiare un pochino qualcosa, perché sì, il controllo del campo, ma dopo qualcosina fatta all'inizio stiamo incidendo poco. E allora lo so che voi state pensando a Gonch, state pensando a Traoré nuovi, ma mi basta anche un Raspadori al posto di Cajuste e già, Niente da fare, dai, lasciate i like, perché lasciate i like se l'abbiamo sbloccata nel secondo tempo, perché oggi si vince, non c'è dubbio. Dai, io qualcosa l'ho cambiato, vediamo se pure il Napoli cambia qualcosa, dai. Eccolo qua, il giallo per Mario Rui, e la settimana prossima ci dobbiamo inventare un fatto. Mamma mia, questo se l'è mangiato. Mamma mia, Anghissà se l'è proprio dimenticato a Coppolo, proprio vai liscio. Mamma mia, bravo Gollini. È tutto un altro secondo tempo però, mamma mia. Signori miei, non fatemi diventare virale, Pure sto colpo di testa, mica di tanto fuori, Mazzocchi la cambia. Mazzocchi, mamma mia, a vuoto. Lobotka è proprio un giocatore di calcio, proprio è l'unico. Composto, non perde mai la testa, la palla rimbalza, lui ragiona, la mette a terra. Guarda Ostigard che non si fa i fatti suoi. Bravo Mazzocchi prima, a prendersi sto fallo. Perché io non ho i pregiudizi. Bravo Lobo. Vai. Eccolo! No, Simeo! Questo è XG alt. Oh, fallo su Lobotka, gli c'è ma... per noi, è arrivato Don Raffaele, vabbè. Don Raffaele. Bravo Kvara, madonna mia. Sta entrando il ragazzo del Verona. E anche l'ala destra che dice della me. Bravo Juan Jesus. Continuate a prendervela con Juan Jesus che sta facendo la partita da solo. Cajuste che non sa dove deve stare, Anche sa, aiuto. Mamma mia, meno male che ha chiesto su proprio scarso.
Signori, questo fallo di Mazzocchi con la gamba tesa sul polpaccio è molto pericoloso, Guaglione, non si può imparare, che sa da calma. Dai Lindstrom, non la perdere! Ed è giallo! Se non sbaglio ha messo Kvara sotto punta e Lindstrom a sinistra. No! No, ha segnato di spalla! Ha segnato di schiena, ha segnato di mazzo! Di spalla, di spalla. Mazzocchi era su di lui, non lo so, non mi interessa. Mazzocchi. Signori, che si fa? C'è ancora tempo. È chiaro, no? Bella palla di Lindstrom. Vai Mazzocchi! Mannaggia! Lindstrom! No! No, dai. Guardate che Lindstrom aveva dato una bella palla per Mazzocchi, veramente bella. Il tiro che fa dopo Lindstrom è proprio il tiro della paura, con lo portiere. Ma la palla era bella per Mazzocchi. Poi è Mazzocchi, vabbè. Vai Lindstrom! È la partita tua, vai! Eccolo! Il ragazzo del Verona! Dai! Bene Lindstrom! Bravo Kvara, vai! Buono! Ma no, anche so stavi facendo il gol! Bravo Kvara! C'è Simeone, ce l'hai! Esatto! Simeone, Giovanni! No! Qua la dovevi passare prima Kvara! Però poi l'hai fatto bene e... Kvara! Sì! Mamma mia! Si è visto da come ha caricato il tiro che era gol proprio al 150%! Commosso! Mamma mia, voglio. Eccolo qua. Che dio gol che ha fatto! Bene Mazzocchi! Mamma mia come l'ha messa! Bravo Gollini! Occhio, mamma mia. Di Lorenzo è esausto, Attenzione, non ci posso credere. No, Foloruncio no. No. Mamma mia, Gollini. Era fuori gioco. Penso che Gollini stava cazziando un gocce, Lindstrom, maronna, mica che fatto. Meno male, i like possono arrivare. Ne voglio 3000, che bellezza. Avete visto? Un po' di qualità a centrocampo e le cose si sviluppano un poco meglio. Da New York, Valerio Fluini, ne andiamo a parlare live.